Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di vigilia di mister Massimiliano Allegri. Come sempre chiedo di presentarvi voi e la vostra testata e per cortesia una domanda a testa. Iniziamo con Juventus TV, Enrico Zambrano. Buongiorno mister, Enrico Zambrano, Juventus TV. Proviamo a leggere la gara di domani sera, Juve-Milan. Che gara si aspetta, che gara sarà secondo lei? Grazie. Innanzitutto è sempre Juve-Milan, perché comunque è una delle partite più importanti, se non la più importante del campionato. Noi soprattutto bisogna fare una bella prestazione perché abbiamo solamente un punto in classifica. Bisogna dare seguito a quello che abbiamo fatto in Champions. Troviamo di fronte una squadra che in questo momento, diciamo che è già un anno e mezzo che sta giocando molto bene, hanno acquisito autorevolezza, sicurezze, anzi quasi 3 anni che giocano assieme e quindi direi hanno delle certezze importanti. Noi stiamo crescendo, ora le ultime 2 settimane siamo un po' tutti, anzi gli ultimi 7-8 giorni siamo un po' tutti insieme e quindi ci fa ben sperare nella partita di domani, che credo che sia molto più importante per loro che per noi. Buongiorno mister, Giovanni Albanese, Sport Italia. Col Napoli in difesa aveva riposato De Ligt, col Malmo Chiellini. Le chiedo se domani farà una rotazione equa, quindi resterà fuori Bonucci o sta facendo delle valutazioni diverse? Grazie. Mia matematica, 1 più 1 più 1 fa 3. Cioè, no, ho dei dubbi nella formazione, ho 3 dubbi, uno in difesa, uno a metà campo e uno davanti. Quindi domani mattina ci sarà la rifinitura finale e poi deciderò. Poi abbiamo tante partite, abbiamo ancora 5 partite qui alla sosta e quindi bisogna essere tutti in condizione. È importante che tutti si sentano partecipi del gruppo, di quando c'è da giocare dall'inizio e da quando c'è da entrare, che è un'altra cosa molto importante, visto che poi ci sono 5 cambi e quindi c'è spazio per tutti. L'importante è che tutti, quando vengono chiamati in causa, devono essere pronti a aiutare i compagni. Buongiorno Giovanni Guardala, Sky Sport. Le chiedo intanto come sta Chiesa, se è fra i dubbi diciamo, che ha per partire titolare e più in generale, non tanto per la partita di domani, tatticamente, prendendo come base diciamo, la formazione di Malmo, Chiesa dove verrebbe, nella sua idea, dove renderebbe meglio? Alla Quadrado, come seconda punta, dove secondo lei, partendo da quella base, può rendere di più? Allora, Chiesa è uno dei dubbi. Per quanto riguarda dove può rendere, sicuramente a destra è un giocatore che rende molto di più. Davanti avrebbe bisogno di giocare con una punta, perché comunque lui la punta centrale fa fatica a farla. A sinistra direi ha delle qualità importanti che lo porterebbero a entrare dentro il campo per sfruttare soprattutto l'1 contro 1 e tiro in porta. Credo che stia crescendo Federico e deve ancora crescere sul piano della lettura della partita, dei tempi di gioco. Poi le sue qualità migliori, che sono quelle del dribbling, del cercare la porta, del tiro in porta, e la cattiveria con cui le fa, e quelle sono sue e nessuno le toglie, però deve andare a migliorare su altre cose. Buongiorno mister Francesco Pellino, Agenziaria. L'abbiamo vista molto carico in allenamento in questi giorni. Se è riuscito a trasferire questa carica alla squadra, in che condizioni è in questo momento? La squadra abbiamo fatto, io ho detto anche dopo la partita di Malmo, abbiamo iniziato il 14 luglio nonostante che mancassero tanti giocatori. Noi ci siamo ritrovati il 3 agosto con i nazionali che venivano dall'Europeo e quindi avevano ancora un po' la testa giustamente alla vittoria dell'Europeo. Poi dopo 15 giorni neanche abbiamo giocato una partita di campionato e quindi poi i risultati sicuramente non sono stati, direi, non sono stati direttamente proporzionali alle prestazioni, magari potevamo avere sicuramente dei punti in più, però così non è stato. La squadra non è che sono carico, cioè quando dirigo un allenamento più o meno è sempre così. È normale che bisogna crescere tutti insieme, io devo conoscere loro perché un'altra cosa che
devo capire meglio chi quando viene in panchina entra e ha un rendimento, chi rende meno, perché comunque sono tutti equilibri che più avanti si va e più è facile per me, perché conosco meglio i giocatori. Però la squadra sta lavorando bene, domani faremo una bella partita, bisogna fare una bella partita tecnica, migliorare ancora sulla precisione dei passaggi, sulla velocità del passaggio, sapendo che affrontiamo una squadra che ha grande tecnica. Sono in grande fiducia perché l'altro giorno a Liverpool hanno fatto veramente una bella partita e non era semplice, perché comunque giocavano contro una delle squadre più forti d'Europa, e il Milan dopo 7 anni credo ha giocato la Champions, l'ultimo anno credo è stato il 2013-2014, l'ultimo anno mio al Milan, e quindi non era, invece questo dimostra che hanno personalità, che non hanno paura di giocare le partite, e domani sarà sicuramente una bella partita dove ci vorrà molta pazienza e su questo, ragazzi, e poca fretta. Buongiorno mister, Nicola Gallo, gruppo Mediapason. Le faccio una domanda banale. Siamo solamente alla 4ª giornata, ma visto la partenza è una partita che ha un'importanza ancora maggiore. Già Juve-Milan, l'ho detto, è un'importanza molto alta. C'è da convivere con una pressione differente, le chiedo se può essere una cosa positiva o meno, e se la presenza di Ibra può farla aumentare ancora di più, questa presenza eventualmente. Ibra, che ho avuto la fortuna di allenarlo, come lui, come tanti altri campioni e giocatori che ho allenato, è un giocatore ancora molto importante per il Milan. La partita di domani è bella, importante perché è Juventus-Milan, è più importante per loro che per noi, e poi comunque, come ho già detto nell'ultima conferenza, noi il primo bilancio comunque per vedere un po' come vanno le cose alla sosta di novembre, dove sono state giocate 12 partite di campionato e 4 di Champions, lì possiamo fare un pochino il punto della situazione, ma credo che lì saremo in una posizione un pochino diversa. Mister, buongiorno, Luca Bianchi in Gazzetta dello Sport. Al di là di chiederle se ci spiega perché è più importante per loro che per noi, visto che l'ha detto 2 volte, la mia domanda è simile. Secondo scontro diretto potenziale per lo scudetto, dopo il Napoli il Milan, ci dà le sue 3 favorite, una tris se vogliamo stare con l'ippica, da quello che ha visto in queste prime settimane? Grazie. Io credo che non ci sia una squadra questo è un campionato molto equilibrato, dove secondo me non c'è una squadra di valore assoluto che può schiacciare il campionato, poi magari mi sbaglio, e quindi recuperare dei punti, fai presto a perderli, ma credo che si possa far presto anche a recuperarli. È normale che in questa situazione, vedendo la classifica, vedendo 3 partite, giochi col Milan, vedi tutto, magari la preoccupazione di se la Juve perde rimane a 1 punto, rimane a 11 punti, però noi bisogna comunque continuare a lavorare e fare il percorso che dobbiamo fare, cercando di recuperare il terreno che abbiamo perso all'inizio, perché è molto importante, perché quando dico che, come ho sempre detto, che i campionati si vincono con le piccole, perché poi gli scontri diretti può succedere di tutto, e quindi vediamo domani sera cosa siamo in grado di fare e che risultato viene fuori, perché sicuramente faremo una bella partita, poi il risultato non si sa, perché il calcio l'ha inventato il diavolo, e quindi ci sono delle partite in cui sei tranquillo, le domini, una situazione ti si rovescia e magari pareggi o perdi. Quindi basta vedere anche il Milan mercoledì, è stata una partita dove sembravano in sofferenza, poi si sono ritrovati in vantaggio con merito, ma le partite cambiano, ecco perché ci vuole molto equilibrio. Non è che prima di Malmo eravamo diventati degli ubriachi scarsi, ora dopo Malmo, anche se il Malmo non è sicuramente una squadra di primissimo livello, siamo diventati fenomeni. Ci vuole equilibrio, bisogna continuare a lavorare e migliorare sulle cose che dobbiamo migliorare, soprattutto avere il desiderio, la voglia e l'ambizione di arrivare ad essere migliori. Emanuele Gamba, Repubblica, volevo chiederti, visto che l'hai detto 2 volte, perché è più importante per il Milan che per voi? Poi se magari dopo mi date la possibilità ne farei ancora una dopo. Questo dovete pensare a voi, perché sennò vi scopro, cioè, è troppo facile perché è più importante per loro che per noi.
Fabrizio Ferrero, Mediaset. Volevo sapere se dopo la vittoria col Malmo, dato che ci ha detto che il problema era soprattutto di testa, no? Per quegli errori, per quelle situazioni, questo problema incomincia a essere risolto, è un lavoro invece che bisogna continuare a fare con attenzione, perché come ha detto non basta una partita per cambiare gli equilibri, e quindi oltre all'aspetto tecnico che sarà la partita di domani c'è ancora tanto da lavorare sulla testa, quindi più psicologo che allenatore in questa fase. Più psicologo che allenatore, diciamo che devo fare l'allenatore perché comunque la squadra va messa giù in campo, però in questo momento c'è soprattutto a martellare sul fatto dell'aspetto psicologico, nel senso che per ottenere le cose non basta fare le cose da 6, ma bisogna fare le cose da 8, 9, a volte non basta, perché comunque per vincere e ottenere. Cioè la Juventus è una squadra che deve giocare non per vincere le partite, per vincere i campionati, perché ci sono le squadre, cioè vincere le partite e i campionati sono due robe diverse. Le partite le vincono tutti, i campionati le vince uno. Quindi per vincere i campionati bisogna avere equilibrio, bisogna avere costanza, bisogna lavorare duro tutti i giorni. Cioè, non sono due partite dove può succedere di tutto, è un campionato dove sono 38 partite e quindi la continuità alla fine verrà fuori. E alla fine il campionato lo vincerà la squadra che è stata la migliore. Buonasera, ciao, anzi buongiorno. Ci puoi spiegare cos'è il centrocampo storto, di cui accennavi nei giorni scorsi, il concetto di centrocampo storto? Ma questione di caratteristiche dei giocatori, noi abbiamo... la Juventus, è storto ora, ma è storto da sempre, almeno che... ma questione di caratteristiche dei giocatori, almeno che non fai ora vengo ai vostri numeri, perché tanto i numeri piacciono a tutti, quindi giochi 3-5-2 come si suol dire, allora lì sei asimmetrico, sei da una parte uguale all'altra. Se giochi in un modo diverso come caratteristiche dei giocatori, è normale che la caratteristica di Chiesa e di Quadrado non è la caratteristica di Rabiot. Rabiot è più un centrocampista e quindi da una parte sei un melatore di Pisa, sei storto da una parte, che devi fare? E quindi di là ci deve avere il supporto. Di là a sinistra siamo stati sempre un po' orfani, poverini. Cioè, una volta c'era Matuidi, ora c'è Rabiot, poi c'è il terzino. Di là è sempre mancato un po' un pezzo. Poi dopo c'è stato un periodo in cui c'era Mandzukic, siamo diventati meno orfani, perché la squadra era da una parte c'era uno, da una parte c'era l'altro. È questione di caratteristiche dei giocatori, che però si può ovviare durante la partita. Gianluca Di Nuovo Stampa. Invece tornando su De Ligt, forse ha avuto un inizio di campionato di stagione un po' difficile, ha perso anche il posto in nazionale, ha giocato a Malmo, ieri ci sono arrivate anche le frasi del suo procuratore, ma è un periodo così, cioè è il De Ligt che si aspettava, visto che lei l'ha avuto finora come rivale, adesso se lo ritrova come giocatore, oppure come dirci qualcos'altro? Grazie. L'ho detto credo alla prima conferenza anticipata, ho detto De Ligt che è innanzitutto ha 22 anni, è un giocatore molto bravo, però quando è arrivata alla Juventus, che è arrivato, perché poi dopo tutte le cose nel calcio, quando le vivi con un entusiasmo che ti travolge, perdi di lucidità. De Ligt è arrivato dall'Ajax, aveva 20 anni, è stato pagato non so quanto, va bene, e dopo che è arrivato alla Juventus, qualcuno aveva scritto non so chi, non so perché, De Ligt è futuro pallone d'oro. Ragazzi, ci vuole della calma, perché i ragazzi hanno bisogno. È un ragazzo di 20 anni che arriva alla Juventus, va bene, che comunque la maglia della Juventus pesa, va bene, che ha delle prospettive importanti, delle qualità importanti, che però deve migliorare, perché Chiellini a 20 anni era come De Ligt, forse peggio. Poi dopo a 28, a 27 è diventato un giocatore serio. Non è così, cioè c'è un percorso normale per tutti, per i giocatori, per gli allenatori, per tutti. Cioè nessuno nasce imparato almeno. Poi dopo c'è l'eccezione che, allora, questa fa parte di un'altra categoria, ma ce n'è una. Cioè la normalità è un'altra. E quindi De Ligt è un giocatore ancora giovane, molto giovane, bravo, che ha qualità importanti e sicuramente poi anche per caratteristiche può essere un giocatore che rimane tanti anni alla Juventus, indipendentemente che giochi una partita in più che una partita in meno.
Ultime 3 domande, grazie. Buongiorno, Romeo Agressi.gol.com. Mister ha detto di avere un dubbio in difesa anche, le chiedo se non riguarda Chiellini, se giocherà dall'inizio. Grazie. Il dubbio è uno tra questi 3, anche se devo dire che una sorpresa piacevole quest'anno, non avevo nessun dubbio, è Daniele Rugani, che ha un piglio diverso, è un giocatore affidabile. Questo non vuol dire che gioca domani, però è un giocatore su cui faccio molto affidamento. E domani 3-3, 2 giocano, 1 sta fuori. Almeno che non si gioca con i 3 dietro. Non si può? No. Allora niente, con i 3 dietro no. Vabbè, avete detto voi. Se non vi piace, quello che vi piace lo faccio, proprio qua. Vi piace 3 dietro? No, allora niente, i 3 dietro niente. Va bene. Buongiorno mister, Nicola Balice, calciomercato.com. Sempre a proposito della difesa, la difesa 3, una squadra che in fase di impostazione è simile a quella di martedì in Champions, può esserci anche senza Bonucci o è necessaria la sua presenza? Grazie. Bonucci prima o poi qualche volta deve stare fuori, perché sennò poverino sarà 2 anni, 3 anni, 4 anni. Bonucci ogni tanto mi fa arrabbiare quando forza un po' le giocate, però è un giocatore super affidabile, è un giocatore comunque che ha, non so, forse 500 partite, quasi 500 partite nella Juventus, non so quante ne ha, tantissime. Per un allenatore direi avere un giocatore così è molto importante. Ultima domanda, grazie. Ciao mister, Antonio Paolino, Radio Bianconera. Hai fatto riferimento anche alla personalità. Il Milan ce l'ha in questo momento, forse abbiamo intuito il progetto che è iniziato qualche anno fa. Hai trovato una Juventus con meno personalità rispetto a quella che hai lasciato? Ho trovato la Juventus con giocatori diversi, perché l'errore cioè la cosa che dobbiamo fare, no? La cosa che dobbiamo fare è quella di non pensare e paragonare una Juventus di ora con questi giocatori che hanno caratteristiche tecniche diverse, fisiche diverse e caratteriali diverse a quella che era. Questa ha una sua identità come caratteristiche singole dei giocatori. Bisogna arrivare a essere una squadra migliorando tantissime cose sul piano della compattezza, sul piano della tecnica, sul piano della tranquillità e della pazienza nel giocare le partite. Ma è solamente una Juve diversa. Grazie a tutti. Grazie, buona giornata.